Ciao ragazze e ragazzi, vi comunico che Salvo Veneziano del Grande Fratello VIP è stato squalificato. Vediamo cosa ha combinato e soprattutto cosa ha detto. Salvo Veneziano, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, riferendosi alla concorrente Elisa De Panicis, ha detto: "Se io fossi stato single con quella piccolina lì, tutta trasparente, e quel fondoschiena, quella merita 2 schiaffi che gli deve spezzare la colonna vertebrale, staccarle la testa e lasciarla lì con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Questa è da scannare, quella è proprio da maciullare. Io le ho visto le budella e l'intestino grasso attraverso quei fusogni." Affermazioni molto gravi e pesanti che hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. In sua difesa interviene Cristina Pleviani, che ha vinto la prima edizione del GF, che conosce bene Salvo Veneziano. Sui social afferma: "Conosco Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono violenza, è un suo modo colorito per dire che ci farebbe sesso. Non lo fa con cattiveria, non è un serial killer, adesso non esageriamo." Sui social chiedono l'eliminazione del concorrente ed ecco che arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello. Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente, gli è stato riferito, leggendogli la motivazione del suo allontanamento, comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. Questo è quanto ha affermato il Grande Fratello VIP. Ecco quanto è accaduto. Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!